Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. L'anticiclone in questi giorni ha portato stabilità atmosferica, clima molto mite sui monti, sui rilievi pedemontane, ma anche sulle pianure, ove a tratti però si è presentata della nebbia. Ma nei prossimi giorni l'anticiclone inizierà a indebolirsi sotto la spinta del flusso perturbato atlantico che cercherà di scendere di latitudine, ma il clima resterà comunque mite per il periodo. Le inversioni termiche saranno ancora ben presenti, con ancora possibili gelate e sulle aree pianeggianti in aperta campagna, pur con le temperature che si manterranno ben sopra la media, come vedete, su gran parte d'Europa. Le condizioni meteorologiche diverranno comunque più nuvolose proprio da Santo Stefano in poi, per l'accumulo di umidità nei bassi strati, e quindi nubi basse e nuvolosità estesa si presenterà sulle regioni settentrionali e tirreniche fino al 27 dicembre, con temperature ancora sopra la media stagionale. Andiamo a vedere quello che accadrà proprio nel corso dei prossimi giorni. Notiamo la persistenza del campo anticiclonico, quindi un Natale stabile in compagnia dell'alta pressione, ancora nessun cambiamento all'orizzonte. Infatti l'anticiclone continuerà a dominare la scena, soprattutto, come vedete, questa bolla d'aria calda che si intensificherà sui Balcani, sulle regioni adriatiche, portando un sensibile aumento termico in quota. Zero termico sopra i 3000 metri, ma si avvicina una staccatura atlantica che richiamerà correnti umide atlantiche che proveranno a scalfire l'anticiclone, allontanandolo poi progressivamente verso est dalla giornata di giovedì. Infatti proprio dalla giornata di giovedì inizierà a scorrere della nuvolosità alta e nubi basse ben presenti sulle regioni settentrionali, con piogge sparse inizialmente al nord-ovest, ma a carattere molto debole in estensione poi verso la serata sulle regioni del Triveneto. Contemporaneamente qualche pioggia si verificherà anche sulla Toscana, ma le precipitazioni saranno un po' più frequenti solamente sul Levante ligure. Infatti proprio su quelle zone potranno persistere le precipitazioni. Le temperature saranno destinate a calare lievemente, ma rimanendo ancora sopra la media stagionale, se non in media col periodo nel corso dei giorni successivi. Una possibile svolta è attesa nella parte finale del mese. Infatti potrebbe arrivare una perturbazione atlantica il 31 dicembre, portando precipitazioni abbondanti ed estese su gran parte d'Italia. Una perturbazione atlantica decisiva che potrebbe portare la prima vera perturbazione del mese, e con il ritorno di nevicate sopra i 1500 metri, se non più in basso. Ma comunque non si tratterà di una perturbazione dalle caratteristiche pienamente invernali, però ritornerebbero di conseguenza le piogge. Tuttavia una ipotesi davvero molto bassa ad oggi. Inutile ancora parlare di freddo. Per il vero freddo bisognerà aspettare gennaio. Per maggiori dettagli consultate come sempre i prossimi aggiornamenti meteo.